Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Salotto Siciliano. Oggi presentiamo un ospite, Un ospite speciale, appunto Un una... ospite non da salotto. non da salotto, appunto siamo qua in Non siamo una... in un salotto. Non siamo in un salotto, esattamente. e non nel nostro Dammuso, ma siamo nel locale del signor Corrado. Ti puoi presentare Ciao, al Corrado nostro Assenza, pubblico. pasticcere. Allora, una delle domande con cui vorremmo partire oggi è come si fa a riconoscere una buona granita? E le prometto che è l'unica domanda L'unica. di cucina che le faremo. Ma non è che io ho qualcosa contro le domande di cucina, dipende come si pongono e perché si pongono. E come si organizza il pensiero che poi ne deriva. Come si riconosce una buona granita? Bisogna conoscere la buona granita. Devi conoscere l'archetipo, devi conoscere il modello a cui ti ispiri e poi cerchi di avvicinarti a quello che ritieni tu essere per te, persona che fa quel mestiere, che è produttore di granite, e quello che pensi sia l'eccellenza, cioè quello che sia meglio di tutte le altre. E quindi ti fai un'idea attorno alla granita. Per farti un'idea attorno alla granita, ma la granita è una banalità per dire qualunque altra cosa, e non solo di materiale, anche l'immateriale, devi confrontarti con te stesso, col pensiero che hai di quella cosa. E quindi sviscerare tutti quei passaggi, tutte quelle tecniche, tutte quelle forme che devono essere contemplate in quello che tu ritieni essere eccellenza. E quindi arrivare alla tua propria idea di eccellenza di quella materia granita, facendoti un'idea e trovando poi da artigiano, quale sono nel caso della granita, un processo produttivo, un percorso che parte dalla selezione degli ingredienti, alla lavorazione degli ingredienti, alla conservazione della granita, fino al cucchiaino in bocca del cliente che assaggia la granita. Ok, e io con questo mi ricollego ad una domanda, ovvero che cos'è per lei il suo ideale di qualità? È qualcosa che appaga la mia conoscenza, è qualcosa che mi soddisfa, che mi dice che quella cosa è idonea a fare quello che ho in testa, che corrisponde a una mia idea che è all'interno della mia mente di quella materia, di quella persona, di quella cosa che esprime qualità. Eh, ehm, a proposito di questo, mi viene spontanea anche un'altra domanda, ovvero come, come sceglie cioè i suoi produttori di materie prime? Conoscendoli, andandoli a trovare, casa per casa, masseria per masseria, campo per campo, instaurando con loro rapporti non solo di lavoro, come si suole dire, ma anche di amicizia, con quelli che poi reputo idonei a produrre qualcosa che poi utilizziamo qui al Caffè Sicilia. E così è stato sempre, perché poi mi sono accorto, andando a ripercorrere indietro gli anni di vita trascorsi adoperando questo sistema di lavoro, che se tu vuoi trovare l'ingrediente di qualità, basta trovare la persona di qualità. Automaticamente ti porta all'ingrediente di qualità. Viceversa, al contrario, non esiste qualità se non c'è la persona di qualità. Un'altra domanda che mi è sorta spontanea quando abbiamo ideato di questa intervista è stata perché non ha mai aperto un altro locale? Ho due braccia, due gambe, due occhi, un naso, una bocca. Non si poteva dire. Sono artigiano, non credo che la felicità risieda nell'apertura di nuovi punti vendita, che l'obiettivo di un artigiano sia quello di aprire e di replicare altri punti vendita. Nella società di oggi quello appartiene più all'industriale che non all'artigiano. Io mi reputo artigiano, c'è chi fa le cose con le proprie mani e quindi non ha una produzione seriale infinita perché schiaccia un tasto e una macchina produce per te. Nel mio artigianato questo non c'è, tutto viene prodotto dalle mani di chi lavora
le mie e quelli che sono in laboratorio al Caffè Sicilia accanto a me. Quindi, che cos'è per lei un artigiano al 100%? Un artigiano è colui che è capace di organizzare una produzione quotidiana di beni di consumo, nel mio caso cibo, partendo dalla selezione delle materie prime, dal processo di lavorazione e quindi dalle persone che attuano tutti i processi di lavorazione attorno, virgolette, ingredienti, che trasformano questi ingredienti da materie grezze, da prodotti agricoli, in alimenti, con delle tecniche di lavorazione e altre tecniche di lavorazione utilizzano per poi esprimere una propria idea di creatività organizzando una ricetta e quindi assemblando gli ingredienti in una ricetta che poi è quello che il pubblico assaggia. Qual è secondo lei uno dei fallimenti dei prodotti, cioè una cosa che ha sperimentato e che secondo lei adesso non lo rifarebbe? Se c'è. Una cosa che ho sperimentato e che non rifarei. Ma non mi capita non di non rifarle perché è stato un fallimento, ma perché molto spesso non ho avuto il tempo di elaborare, di raffinare uno dei processi di trasformazione. Perché se tu vuoi arrivare a un punto e parti da un punto conosciuto, ma il punto dove vuoi arrivare è sconosciuto, ti devi creare una strada nell'ignoto o nel poco noto. Quindi puoi cominciare da quello che conosci per poi avventurarti in cose che non conosci. Ecco, lì ho avuto degli intoppi e quindi devo tornare indietro su ciò che conosco per capire se realmente quello che mi interessa è quel punto di arrivo che mi ero prefisso e quindi se cambiare strategia, se cambiare processo di lavorazione per arrivare a quel risultato, se ne vale la pena. Oppure abbandonare il progetto e andare su un altro progetto. Quindi il suo modus operandi per affrontare un problema, quindi il modo in cui lo affronta. Sbriciolarlo in tanti piccoli sottoproblemi, arrivare alla radice del problema vero, cominciare da quello a correggere gli errori che ci sono e che poi creano l'errore. E invece qual è il suo modo di affrontare le critiche? È interessante. Capire se sono fondate oppure no. Che comunque, scusi se la interrompo, in un paese piccolo come Noto sono facili da riscontrare, da avere. Perché tu ti limiti? Le critiche sono ovunque. No, vabbè, io capisco questo, però. E perché allora limitarti? Un paese come Noto accoglie anche delle persone che non sono di Noto. E quindi ti può criticare uno che è di Kathmandu o di Città del Capo, che passando da Noto ti dice no? Come l'affronto? Cercando di capire sempre lì, partendo alla scoperta della radice della critica. Se è motivata, se non è motivata, se è motivata perché ho fatto un errore che poi ha portato a quella critica. Ma come è stato conosciuto il Caffè Sicilia? Cioè quando lei si è accorto che non era più un bar di paese ma ha fatto il passo... Ma senti Roberto, il Caffè Sicilia già nel fine del XIX secolo era fornitore della Real Casa. Della realtà? Ok. Ignoranza. Oh. C'è tanta di lettera della dama di compagnia della regina che ringrazia per la fornitura di marmellate e torroni in periodo natalizio. Cioè, Caffè Sicilia c'ha una storia, nella nanostoria del paese Italia, a partire dal 1892. Quello che voi osservate sono gli ultimi anni, Sì. dove è cambiata la società e per fortuna Caffè Sicilia si è riuscito ad adeguare al cambiamento della società, che è uno dei motivi
perché la storia di Caffè Sicilia il prossimo anno arriva a 130 anni, perché non è rimasto inchiodato a una cosa, è cambiato, è evoluto e si è rigenerato nel rigenerarsi della società. Lei ha una certa età, non vorrei offenderla. Anagrafe, non è... Appunto. C'è poco da offendere. E quindi le volevo chiedere come affronta l'età, è legata all'età che si accumula, diciamo, anche come affronta il discorso con la morte. Con grande serenità e grande leggiadria, dovuta alla serenità d'animo. Ho fatto quello che potevo fare nella mia vita e non sono stato con le mani nelle mani. E quello che ho fatto reputo cose necessarie, doverose, e quindi mi sento sereno per questo, perché ho poco da rimproverarmi e ancora meno da rimproverare agli altri. Quelle cose che non sono riuscito a fare perché non ho avuto la capacità per farle. E quindi l'età non mi crea problemi, ecco. Per fortuna sto bene e quindi mi porto il fagottino di anni sulle spalle serenamente. La morte ci penso, ci passeggio accanto, ogni tanto viene a bussare nelle porte vicine, no? La famiglia, gli amici più cari. E quindi li costringe a pensarci, ma anche lì, serenamente. È un consiglio per la gioventù netina? Se c'è un consiglio. Ma c'è un consiglio non solo per la gioventù netina, voi siete molto riduttivi. Nota questo come, e la società netina ha questo come fardello che pesa. Sentirsi caput mundi. Diluitevi, sentitevi il granello di sabbia in mezzo al mare. E quindi la società, non quella di qua, la società di quest'epoca, di cui la società di Noto fa parte, ma non chiudetevi alla porta reale, uscire dalla porta reale. E quindi qual è un consiglio che dai ai giovani? Di avere fame, tanta fame, e di sentirsi soddisfatti ma mai appagati, perché c'è sempre da fare e quello che rimane da fare è sempre di più di quello che è stato fatto, e non badare solo alla quantità, ma anche alla qualità di quello che si fa. Questa è stata una delle cose che ci ha detto ultimamente Maurizio in una delle nostre discussioni, proprio identica. Oltre a questo, sarebbe... Secondo te bisogna mai scendere a compromessi? E quanto bisognerebbe scendere a compromessi? Non possiamo generalizzare, dipende da che cosa è motivato il compromesso, dipende che tipo di compromesso è. Io sono abbastanza intransigente, cerco sempre di essere coerente con quello che ho fatto. Lei ha ancora fame? Tutti i giorni, sai quanto mangio? No, dico ha ancora degli obiettivi da raggiungere. Certo, sai quanti sassolini ci sono, le scarpe ancora le devo tenere tutti lì? No. Ora forse tu prima dicevi di età, no? Forse questa è la fase più bella. Di appagamento. No, mai a pagamento, di realizzazione, altro che. Dopo che ci hai sbattuto il muso, dopo che hai ricevuto le critiche, dopo che gli altri ti hanno imposto delle deviazioni al tuo percorso ideale, adesso che hai una certa età e che con l'età all'anziano qualcosa viene riconosciuto come autorevolezza, ti puoi togliere i sassolini dalle scarpe, se prima non ci sei riuscito. Invece, volevamo sapere anche, nella serie di Netflix Chef Table con cui lei ha collaborato, io voglio capire, in una serie dove tutte le persone intervistate sono praticamente tutte dell'America, come è arrivato Chef Table qui a Noto per lei?
perché Noto è un granello di sabbia in mezzo al mare e quindi l'acqua porta dentro e porta fuori. Semplice. Se tu chiudi il paese a Porta Reale, non Sempre potrà mai questo. accadere. Se tu ti apri, vai fuori oltre Porta Reale, oltre Pozzo di Marotta e vivi il mondo come casa tua, c'è caso che il mondo arrivi anche a quella che è realmente casa tua, che poi tornando a casa si porti un'idea di quello che è casa tua e che lo racconta ad altri che poi vengono per vedere se è vero, poi ritorno, bocca, orecchia e si allarga la chiazza d'olio. E lei non ha mai investito in pubblicità, ha sempre investito in qualità. Perché non ha mai investito in pubblicità? Perché non c'avevo soldi a sufficienza, quindi dovevo investire in qualcosa di molto più importante che era la costruzione della qualità. Invece il periodo Covid lei come l'ha affrontato? Professionalmente ristrutturando gli ambienti di Caffè Sicilia da cima a fondo, arrivando alle pietre del Settecento e riportando tutto nella contemporaneità. S'ammazzava. E poi come persona, come tutti gli altri, chiuso tra le mura di casa, a leggere, a scrivere, a lavoricchiare, a elaborare pensieri, a cercare ragioni, a conoscere, a cercare di comprendere. È stato produttivo per anche la sua attività? Sì, ci ha dato la possibilità di avere un lungo tempo a disposizione per fare questa ristrutturazione, pesante ristrutturazione, che altrimenti non avremmo mai avuto tutto in un periodo unico. Avremmo dovuto fare a pezzi. Invece così abbiamo cominciato e finito. Quando ci sono delle critiche sui prezzi della sua attività, lei come risponde una volta per tutte a questo, perché è stato sempre... Non posso rispondere una volta per tutte, sarei presuntuoso. Che ne so poi quello dopo che cosa mi chiede. Già rispondo senza neanche sapere la domanda, no, quindi sarebbe presunzione. Rispondo a quello che mi viene detto e rispondo che la qualità ha un prezzo. Poi dobbiamo metterci d'accordo su una cosa fondamentale. Che cosa significa caro, che cosa significa costoso. E qual è la differenza? Robertino, qual è la differenza? La differenza è che una cosa costosa è una cosa sopravvalutata, sovrapprezzata. Il contrario. Cioè, È il caro che... Costoso è... Ma non motivato. Il costoso è una cosa che ha un valido motivo per costare di più, ma lo deve avere. E quindi ci sta che una cosa costi di più se ha qualità maggiori. Prima dell'ultima domanda, volevo chiedere questa cosa. Lei ha fiducia nei giovani oggi? E questo è pesante. No, non è pesante. È difficile trovare le parole per esprimere il concetto. D'ufficio l'anziano deve avere fiducia nei giovani, d'ufficio. Ma questa fiducia non la puoi dare ai giovani acriticamente. Devi dare fiducia, perché li devi mettere alla prova, ma devi avere capacità poi di analizzare ciò che fanno e sapere avere i correttivi e i suggerimenti per correggere. Perché altrimenti è inutile avere fiducia tu pur. E guai a non avere fiducia. Tu prima citavi quel caso di Chef Stable, per esempio. Voi che siete pratici di videomaking capite bene come funzionano queste cose. La troupe che è arrivata qui ha fatto il girato. Un'infinità di ore di girato. Poi ha passato la palla agli editor che hanno confezionato quello che poi è andato sugli schermi, giusto? Qui c'erano 12 persone, tra i 32 e i 40 anni. Secondo te, gli editor che hanno confezionato quel prodotto, che età c'hanno? Sono più grandi? Che età c'hanno? Sono piccoli?
No, dimmi, secondo te? Me lo sta chiedendo. Poi lo dico io. 25-30 anni? Di dove sono? Los Angeles. Sesso? Maschi? Non ha importanza. Ha importanza. In questa società sì. Ma non Due è- ragazze di 23 e 24 anni, Sì. una di New York e una di Los Angeles. In Italia, secondo voi, qualcuno avrebbe dato $1 milione in mano a due ragazzi di 20 anni? Mai. In America sì, perché hanno fiducia dei giovani, perché sono giovani. Molto interessante. Perché sanno meritarsi fiducia. Per questo vi dico, correte, perché c'è qualcuno che vi leva la terra sotto i piedi. Quanti anni avete? 19. 20. Siete borderline, già quasi in ritardo. Noi ci proveremo. Questo lo promettiamo. Assolutamente. Di nuovo, prima dell'ultima domanda, perché era importante anche questa, qual è uno degli insegnamenti che si porterà per sempre dentro di Maestro Roberto? Che per chi non lo sa era il predecessore di signor Corrado. Una cosa che sicuramente, e mi ritorna poi, questo è bello, che mi ritorna sempre in mente e sempre più frequentemente, è che una volta mi disse una cosa, lui che non era tenuto a dirmelo perché non aveva rapporti familiari con me, però aveva familiarità perché eravamo tutti i giorni assieme, no? Mi disse questo, dice, se della qualunque cosa tu hai in testa di fare, ricordati che almeno il 95% devi essere in grado di farlo tu. Ok. Perché? Perché non puoi affidarti agli altri nelle, No. nelle tue idee? Perché devi essere tu che devi dire agli altri come fare e cosa fare. Quindi devi averlo fatto. E devi avere un'idea di quello che stai facendo e che desideri che sia fatto. Prima lo devi sapere per te, per dirlo agli altri come si fa. Ok. Non posso aggiungere altro, penso. L'ultima domanda. Questa ultima domanda. Finalmente. La ultima domanda. Che è una domanda abbastanza importante. Che cos'è per lei la felicità? Se esiste una risposta a questa domanda. È una continua ricerca. In natura esiste una legge fondamentale che regola tante cose che noi non sappiamo, anche la pandemia, che è l'omeostasi, cioè l'equilibrio intorno a un punto. La natura non va per punti fermi, preferisce andare per punti mobili e quindi la natura agisce nell'intorno di un punto, da un minimo a un massimo. E anche la felicità corrisponde a queste regole. Quindi un equilibrio di variabili. È un equilibrio che tu devi costantemente, continuamente ricercare, ma che non è dato, te lo devi costruire. E crede che sia un attimo oppure può essere più di un attimo? Può essere un attimo come può essere un lunghissimo attimo, intorno a un punto. Possiamo concludere qua per me. Grazie mille. Prego, grazie a voi. Grazie mille. Grazie ancora. mille. Tanti auguri a voi. Salutiamo i nostri telespettatori Aspetta, vabbè. telespettatori. Va bene anche così. Possiamo andare con la sigla. Buonanotte. Ciao. Grazie mille.